Brava Bim. Where are you from, Bim? Cambodia. Cambogia. Allora, la ragazza è cambogiana, lavora qui con noi da 3 mesi. You made a good pizza, Bim. Thank you. Fa la pizza. Questo è per dire a tutti quelli che pizzaiole se nasce. Chi sta venendo da Cambogia? Prima viene a casa non sapevo non so che era la pizza. Intanto fa la pizza. Sei elo? Hello. Brr. Piglia la pizza nella pala, arabe. Mi fa bene il cuore. Bravissima. Che brr. Ora sicuramente da piccetta non sarò la pizzaiola più brava del mondo. Io non sarò il pizzaiolo più bravo del mondo e non lo voglio nemmeno essere, per carità. Il pizzaiolo non sono nato. Mi ci trovo perché volevo travagliare con l'amici miei onestamente, perché prima facevo un altro mestiere e non mi interessava. Si è creata questa situazione, ho detto perché no, imparo una skill nuova, è quella della pizza, e può essere utile in tutto il mondo, in più sto con i miei amici. Io sta cosa non capisco, tutta questa competizione, sogno meglio tutti, chi do meglio tutti, ma ferroviario, pizzaiolo se nasce, commessa se nasce, architetto se nasce. Che è Jimi Hendrix? Jimi Hendrix si nasce, lo possiamo capire. Poi per carità c'è qualcuno che è più bravo di qualche altro e questo è poco ma sicuro. Ma il risultato è sempre una conseguenza. E pazienza, piccetti, ma tutta questa competizione. Che serve? Cioè non è competizione, ragazzi, non esistono competitor. Il conto è la fare tu con te stesso. Quando mi dicono tu scherzi troppo, pizzaiolo se nasce, il rispetto. Tutti molto servili, tutti che ti parlano di rispetto, poi ci faccia voglia e te hanno 100 euro mese e ti sputano un tavolo e ti parlano del rispetto. Vedi cerca, fa bene uguale, la pizza è pronta. Show me the pizza, show me the pizza. Vedi cerca, bravissima la picciotta. Questa è la dimostrazione che con amore si impara tutto. Ragazzi, scegliete l'ambiente di lavoro adatto e imparerete con amore. Un ambiente di lavoro come questo qui è sano. Si impara con amore e tutti possono imparare. Non andate in quegli ambienti dove oh ma che fa un tafe ma che cos'è, non tutti ne scedono insegnati che non sai niente. Sono pochi cristiani che stanno male dentro, combattono i chinetti e si pigliano con la voce. Sceglietevi un ambiente di lavoro sempre amorevole che fa bene a tutti e imparerete bene un mestiere e qualsiasi cosa con amore.